have to worry about nothing. We got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Ciao da Nicoletta, e mentre attendo di iniziare un corso, sono in RSI nella TV svizzera di lettura veloce, vorrei passarti una riflessione. Ieri stavo tenendo un corso in una banca qui in Svizzera e si parlava ai responsabili dei clienti, della clientela, e si sa che il mercato finanziario, la piazza finanziaria è un po' così ovunque ormai. Si parlava dell'importanza della coccola al cliente, di quanto a volte si dà per scontato purtroppo il cliente che è già un cliente assodato. A me succedeva questo tanti anni fa. Ricordo che ero in un hotel a Padova, ormai da 12 anni io, più 8 anni il mio collega, quindi 20 anni, e non ci avevano mai dato le cartelline, le penne, l'acqua. Ho fatto affittare la sala a un mio collega alla nostra stessa cifra, vado a salutarlo in sala e la sala è perfetta, ci sono le penne, le cartelline, l'acqua, tutto un servizio splendido. Perché ho riflettuto, ho detto: perché con i clienti nuovi si fa e si dà il meglio, mentre quando un cliente è già acquisito si dà tutto per scontato? È un po' la tendenza della vita, se ci pensi. La novità ci porta a dare il meglio. Pensa anche all'inizio di una relazione, come ti curi, come ti sistemi, e pensa poi nel tempo invece cosa succede, come si tende poi a dare per scontato, a lasciarsi un po' andare. Come potresti prendere questa riflessione come un utile suggerimento? Proprio ieri si parlava con queste persone di ritornare ad avere quella forza e quella passionalità col cliente che si aveva all'inizio, quell'entusiasmo che si aveva all'inizio, perché è la differenza che fa la differenza. Quali rapporti ormai sono iniziati? Hai lasciato un po' andare? A te la riflessione. Ciao! We can light it up, so they can't put it out. We can light it up, so they can't put it out. We can light it up, so they can't put it out. We can light it up.